Phil Pill, oggi protagonista all'Istituto Galilei di Conegliano per un progetto targato Savno. Oggi ha usato l'ironia e la comicità per parlare appunto di ambiente. Quanto questi strumenti funzionano per le nuove generazioni per dialogare con loro su temi importanti? Ma sicuramente sul lato scolastico non lo utilizzo tantissimo perché credo più nell'interazione, nel senso che lo spettacolo è frontale, il pubblico non interagisce, invece qui è un discorso di interazione, cioè io mi metto un po' dietro per cercare di spiegare delle cose complesse ma in maniera più interattiva, di modo tale che non sia una lezione pallosa frontale, anche perché con un'ora e mezza è molto difficile. E quindi credo più che nello strumento comico, nell'interazione direttamente, cioè il fatto che loro siano più partecipi possibili per fare letteralmente un'ora di logica, ecco, più che di nozionismo. E oggi si parla di ambiente, però immagino che insomma in altre occasioni affronti altre tematiche comunque di un certo impatto. Con questo format come rispondono le nuove generazioni? Secondo te c'è una certa sensibilità verso queste tematiche, maggiore magari rispetto al passato? Non lo so se c'è maggiore rispetto al passato, secondo me a volte è troppo attenzionato, non credo, perché purtroppo mi sembra sempre che le nozioni che ci sono a livello ambientale non siano dissimili da quelle che c'erano 20 anni fa. Cioè sicuramente se si parla di cambiamento climatico rispondono già che sanno quello che è, ma se poi andiamo a vedere nello specifico, secondo me queste cose servono a dare degli input che non arrivano normalmente, anche per spiegare la complessità delle cose che spesso si perde un pochettino, no? Quindi credo che sì, forse c'è una sensibilità, ma a volte c'è anche molta disillusione, perché sono abituati, secondo me, come generazione al fatto che le generazioni successive o quello che viene perpetrato è un mondo senza futuro e questa è la cosa peggiore che si possa fare nel voler costruire un futuro migliore. Quindi credo che l'importanza di questa cosa sia proprio per restituire il fatto che non è vero che il futuro è già segnato, ma che si possono dare già tanti input nell'ambito. Secondo te, per dare maggiore speranza alle nuove generazioni, qual è la via da tracciare? Magari, aumentare incontri come il tuo, che appunto stai facendo oggi, potrebbe Mhm. essere una soluzione in questo senso? Ma sicuramente è una roba che andrebbe integrato anche di più nei programmi ministeriali. Poi il ruolo dei collaboratori esterni è importante, se si potesse far diventare questa cosa non come un aspetto confinato a poche iniziative, ma in maniera più strutturale farebbe veramente la differenza, perché spesso non ci sono grandi spazi d'aggregazione per questa generazione per parlare di queste cose vis-à-vis, cioè non bastano i video YouTube, non bastano i contenuti, servono degli spazi dove le persone si guardano in faccia. Quindi sicuramente serve questo, servirebbe integrarlo e lottare per far sì che questa cosa sia integrata a livello politico. Questo per me è il primo pensiero. Ai giovani o comunque ai follower che ti seguono e che magari oggi guarderanno questo video, c'è qualcosa che vorresti dire in generale, un riferimento a questa tematica o appunto un riferimento al futuro? Ma sicuramente i follower sono magari già una fascia a volte un po' più adulta che già ha una certa sensibilità, quindi credo che poi chi mi segue apprezza anche il fatto, se non è già dentro l'ambito ambientale, di ricevere queste cose magari con una parte ironica. La volontà è quella sempre di non far sì che la cosa ambientale sia uno specchietto per l'allodole, ma che sia integrato veramente nelle proprie scelte politiche oltre che scelte di consumo individuale.